Sicuramente uno dei punti principali è il fatto che il curling sia uno sport di squadra, quindi insegna i valori della collaborazione, della lealtà e comunque di anche il condividere i momenti belli e i momenti brutti che in una carriera è normale avere, e sicuramente è uno sport che regala emozioni perché c'è la parte fisica, quindi si fa fatica anche se magari è difficile percepirlo dalla televisione, e però c'è anche una parte mentale, quindi è importante la strategia, il ragionamento, per cui un po' noi diciamo che è simile agli scacchi per questo punto di vista, quindi sicuramente è uno sport da provare. Sicuramente si percepisce già un po' l'aria di quello che sarà poi l'ambiente del 2026 con un'Olimpiade in casa, si sente l'emozione dei compaesani e soprattutto siamo un paesino di sport, quindi anche appunto i ragazzi sono sempre più entusiasti di andare per esempio a sciare, a giocare a curling, magari anche di provare sport diversi, per cui secondo me da qui al 2026 l'emozione crescerà.